Buonasera dal Palasele di Eboli, nona giornata del campionato di Serie A quinto. Una sfida interessante quella che andremo a seguire tra Feldi Eboli e Fortitudo Pomezia. Seguiamo questa azione, intanto Tiaghigno, la palla dentro subito, una chance per Raubo che ha calciato da pochi passi. Vediamo lo schema con il tocco per Selusio che calcia, prende il palo. L'occasione di Selusio con la chance e poi la palla spedita. Calderolli, il tocco per il mancino di Kenji che calcia di prima intenzione, va sull'esterno della rete e cerca di trovare il pallone ma non lo trova. Adesso c'è spazio per chi che calcia e trova Gattarelli sulla sua strada. Il tocco all'indietro per la conclusione di Filippigno, poi ci prova Selusio, la parata di Gattarelli. Sta iniziando a macinare gioco Fabio Lafeldi. Venanzio, lo scambio ancora con questo appoggio all'indietro che quasi diventa un autogol. Bravissimo Gattarelli, ancora distinto. Tra palle in avanti, attenzione qui, indecisione con il salvataggio sulla linea e poi ancora il destro, altro salvataggio incredibile. Doppia chance per la Feldi Eboli con due salvataggi. Selusio, il tocco all'indietro per Kenji, ancora il 13 con lo scambio, calcia, doppia deviazione. Non viene ingannato Gattarelli che riesce in qualche modo a spedire il pallone in calcio d'angolo. Altra chance per i padroni di casa. Matteus intanto, attenzione, può calciare, lo fa splendidamente con la risposta di Di Stagno in calcio d'angolo. Ha calciato di prima intenzione con il destro. Selusio per il corner. Dai e va, il tunnel, poi calcia Selusio, stava per fare un gol davvero fantastico. Il 77 con una giocata di fino, sontuosa sì, con maestria. Di Stagno ancora prova a calciare, lo fa e qui incredibile, Selusio quasi salva sulla linea lui. Tiaghigno viene avanti, sprendi la mette Tiaghigno, lo scarico e poi la conclusione di Lara con la parata di Stagno. Che giocata del Pomezia, la sua Feldi che non riesce a sbloccare la partita, ci prova ancora qui, l'ha presa Gattarelli, l'ha presa Gattarelli. Serratonelli sotto la nostra postazione è rimasto col cartellino del time out penso che non lo userà. Penso che non lo userà. Intanto finisce anche il primo tempo proprio in questo momento con Feldi Eboli e Pomezia sullo 0-0. E allora noi andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui. Intanto Venanzio calcia, Gattarelli ancora in tuffo. La giocata dell'11, Calderolli. Dentro ancora Venanzio, arriva Tiaghigno che prova a rincorrere il pallone, lo tiene in campo Tiaghigno, straordinario nella foga. Tiaghigno ha sorpreso tutti, un pallone che era proprio sotto la nostra postazione. Tiaghigno, Caponigro, il destro, la rispinta corta e questa volta Lavrendi non sbaglia il tap-in, primo errore di Gattarelli e Lavrendi si fa trovare pronto all'appuntamento con la deviazione sotto misura per il gol dell'1-0 della Feldi Eboli. Sì, stava spingendo la Feldi Eboli, non ci si aspettava questa indecisione di Gattarelli dopo il grandissimo primo tempo. Calcia Caponigro, respinta corta, ha provato a tenerla, forse questo è stato l'errore dell'estremo difensore della Fortitudo Pomezia. Sì, Lavrendi è stato bravissimo nel tap-in successivo. Qui l'errore di Matteus, attenzione ancora con la palla dentro, altra parata straordinaria di Gattarelli sul tentativo di Lavrendi sotto misura. Gattarelli, il lancio in avanti a cercare Capponi, attenzione, palo clamoroso, in ritardo la copertura, non ci ha creduto forse con la spizzata Capponi, occasionissima per il Pomezia, vicinissimo al gol del pari. Lara fermato, la palla resta in campo, Caponigro, attenzione, dentro con l'ultimo tocco di Calderolli, pallone sul fondo. Linzaro, Lara in avanti a cercare ancora il passaggio di ritorno con l'uscita e poi porta vuota e il gol di Lara, la pareggia così la Fortitudo Pomezia con questa grande conclusione di Lara dalla distanza, porta spalancata, ha trovato il gol dell'1-1, cinico
Sì, è stato bravo il ragazzo Binzaru dall'altro lato a tagliare il campo con un passante, ha attaccato la parallela. Di Stani è uscito anche con i tempi giusti, però la rivediamo, sì, Lara l'ha respinta in avanti, centrale. L'uscita di Di Stanio e poi Lara bravissimo con freddezza a trovare il mancino per il gol che rimette in parità la... È scivolato anche Gattarelli, sì, se ne è accorto Lara, ha calciato di prima, è tornata a spingere la Feldi. Diciamo che non ha mai smesso ma ci sta di spingere. Intanto Calderolli, eccolo, e c'è il gol da parte della Feldi. Aveva un attimo ingannato anche perché ha preso il palo interno praticamente della porta, e arriva il gol del 2-1 della Feldi Eboli con Calderolli che riporta avanti i suoi. La rivediamo questa azione da parte dei padroni di casa che ritornano avanti al 13° minuto. Calderolli che calcia, finisce sotto le gambe a Gattarelli e arriva il gol del nuovo vantaggio della Feldi Eboli. Calderolli dentro, Mateus, e ancora il gol di Venanzio che questa volta trova la giocata a due fantastica con Mateus e la spedisce in fondo al sacco per il 3-1 della Feldi Eboli. Al minuto numero 14 allarga la forbice del punteggio il team di Antonelli con questa fantastica giocata. La rivediamo, l'appoggio di Mateus con Venanzio che arriva come un treno. Sì, è stato bravo qui Venanzio, è stata un'azione quasi perfetta, oserei dire, della Feldi, un possesso con la ricerca della profondità. Si difende bene la Feldi Eboli, adesso Raubo calcia Di Stanio, ancora Raubo, il duello, Lara cerca di farsi spazio, altra conclusione, qui Tiaghigno arriva sul pallone ma non trova l'impatto voluto calciando alle stelle da mezzo metro. E adesso ancora Feldi che recupera il pallone, attenzione al gol di Selusio che potrebbe scrivere la parola fine a questo match. 4-1 Feldi. Sì, ha rischiato un po' troppo forse il Pomezia, sono stati bravi qualche secondo prima, soprattutto Tiaghigno con molta personalità ad uscire palla al piede, a non buttarla nonostante la porta scoperta, però qui c'è stato poi un disguido secondo me tra Mateus e Tiaghigno proprio. Gliel'ha toccata Mateus, Tiaghigno ha perso il possesso e Selusio a porta vuota probabilmente ha messo fine alla partita, però parliamo sempre di calcio a 5 sempre di futsal, questo sì. E adesso spinge ancora con Lara, il tentativo di Mateus con la deviazione in calcio d'angolo, l'occasione ancora per il Pomezia, la chance per Mateus, fermato, tutto regolare. Venanzio avanza 3 contro 1 con il salvataggio e poi Venanzio che era indeciso, sì. Ti ha detto guarda che sono io l'MVP, o lo dai a me o no. Ero indeciso tra Venanzio e Lavrendi perché anche il ragazzo secondo me ha fatto una partita con una grande personalità, però soprattutto nel secondo tempo Venanzio è venuto fuori, è stato decisivo, quindi sento di darlo a Venanzio. 5-1. Quindi fossi il mister Ceppi sarei contentissimo dei miei giocatori. Punizione forse troppo severa, ma la Feldi ha meritato assolutamente la vittoria. Nel secondo tempo ha legittimato il risultato. Lavrendi, poi il pareggio di Lara e poi ancora i gol di Calderolli, Venanzio, Selusio e Venanzio per il 5-1 definitivo qui dal Palasele di Eboli, con la vittoria della Feldi contro il Pomezia. Noi ci vediamo la settimana prossima per la supersfida tra Napoli e Meta Catania. Io intanto ringrazio Marco Ciotola per il commento tecnico. Grazie a te Fabio e un saluto a tutti. Grazie alla squadra della regia, da Fabio Morra è tutto, alla prossima con il Calcio 5 su Sky Sport.